Siamo sul corso oggi in compagnia di Siria e di Daniela. Sono amiche che vanno a allietare e portare allegria nei reparti degli ospedali, nei reparti oncologici. Questo le onora molto, bravissimo, questa è una cosa bella. Però ora Siria, c'è poco da ridere. Infatti. C'è poco da ridere. Tu di dove sei, Siria? Io sono di Brescia. Brescia, benissimo. Io però va bene. Come non proprio, che vuol dire? Valgo, che zone sei? Brescia. Allora vediamo che te la cavi col dialetto, sì, mo la interroghiamo, vediamo se dice la verità. Questo È il pianger dell'erede, sotto alla maschera, Lane Reader. tutto quasi giusto, tranne questo seto che non è un seto, ma è un sotto. Sotto, bravo. Ok. Quindi, Sota. sì, se l'erede, Se l'erede piange, ma in realtà non piange, perché? no, ride. Perché ride? Perché è felice. Perché è felice? Perché ereda. State con noi che tra poco erediamo anche noi. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bene, rieccoci a centro anch'io, grazie per la vostra amicizia. Oggi, prima di partire col detto, vi accompagniamo come sempre nella Pinacoteca Tosio Martinengo, dove fervono i lavori di ristrutturazione, per mostrarvi questo quadro di Simone Cantarini, La Madonna del Rosario. Parliamo oggi di un'opera del pittore pesarese Simone Cantarini. Non conosciamo la destinazione originaria del dipinto, ma visto il piccolo formato è probabile che fosse destinato alla devozione privata. Nel Seicento il culto della Madonna del Rosario era infatti molto diffuso e frequenti erano le immagini in cui la Vergine e il Bambino appaiono sospesi su un trono di nubi nell'atto di offrire le corone del Rosario. Quella del Cristo con i grani di corallo rosso è un riferimento simbolico al sangue versato durante la passione. Il colore luminoso delle superfici e la tersa precisione formale documentano l'attenzione del pittore per l'esempio di Raffaello e giustificano l'interesse per l'opera da parte del fondatore della Pinacoteca, Paolo Tosio. Diciamo subito che il detto di oggi è un poco malizioso. Perché? Perché è il pianger dell'erede, sotto la maschera le enrider. Si parla di lacrime, ma oggi per voi sono lacrime di gioia, però queste qua sono lacrime un po' ciniche, un po' maliziose, un po' finte. È il pianger dell'erede, sotto la maschera le enrider. Che significa questo? Il Pianto. pianto dell'erede, Sì. sotto è una risata. E perché È ride? finto. E che c'ha da ridere sto erede? Eredita, perché eredita. Magari eredita bene, bravo il marito che ha risposto bene, bacio gli sposi, via! Guarda che roba. E vuol dire che il funerale piange e dopo quando si parla di eredità ride. Ah sì? Eh. Tu hai preso l'eredità da uno zio ricco. Perché? Non si parla dell'asen. Chi ti ha dato dell'asino? Che è il curriere? E magari uno zio d'America ti lascerà un sacco di soldi. No, mi lascia i debiti. Ma i denti che i debiti. Meglio i denti. E me i debiti perché se la felice i debiti è mio come è. Guarda qua, la gioventù, gli adolescenti di Piazza della Loso, è il pianger dell'erede, sotto la maschera l'enrider, cioè che quando muore uno che ha i soldi che lo lascia erede piange sulla salma e poi quando si frega le mani perché ha ereditato. magari pure tu erediterai dallo zio d'America. No, non ho nessuno che mi lascia soldi. Eredità forti, uno zio ricco, no? Magari. Moni e Marco in piazza Paolo VI, che coppia giovane, guarda, siamo giovani noi, eh. Bravo. Come? Giovani dentro, molto. Senti, chiediamo qualcosa a Moni. Eccola là. Non voleva essere intervistata. Questa è carina, è un po' cinica, te lo dico subito Monia. È il pianger dell'erede, sotto la maschera l'enrider. Dai Monia, dai, sai tradurla? Allora, il pianto dell'erede, sotto la maschera l'enrider. Sotto la, come si può dire, quando toglie la maschera e si vede la faccia vera, ride. E perché ride l'erede? Porta a casa le palanche. O de palanche, Marco? Se ne intende? Se ne intende. Che l'erede sembra che piange, ma sotto
è contento perché erediterà qualcosa, prenderà dei soldi. Tanti o pochi? Ma spero non tanti. Oh, se dovesse capitare anche lei mi faccia sapere, Certo. È il pianger dell'erede sotto la maschera l'enrider. E il pianto di chi eredita in realtà è, sotto la maschera non è proprio un pianto, è quasi un sollievo, una risata. E qui ci fermiamo. Grazie, alla prossima.